Ben trovati nel nuovo appuntamento con Radio Chef. Allora, nel cuore dell'autunno oggi vi portiamo proprio a scoprire dove nascono le specialità enogastronomiche della nostra regione. Sarà un viaggio molto interessante e anche questa settimana, grazie a Promoturismo FVG, lo faremo insieme a Maria. Scopriamo cosa ci aspetta nei prossimi giorni e davvero come possiamo andare a scoprire com'è che nascono e dove nascono le specialità del Friuli Venezia Giulia. A te, Maria. Eccoci Barbara, ben ritrovati anche a tutti. Noi siamo pronti per partire per una nuova avventura e dovete sapere che novembre ha un profumo veramente buonissimo, il profumo del Friuli Venezia Giulia, ma anche quello di WeFood, il festival dell'enogastronomia che torna protagonista anche in Friuli Venezia Giulia il prossimo 2 e 3 novembre. Io sono pronta ad andare a scoprire di più insieme a chi organizza, perché sapete che ci piace sempre rivolgerci un po' nel dietro le quinte. Quindi, per darvi qualche anticipazione, qui con noi oggi c'è Alessandra Pizzi, lei è amministratrice delegata di Post Eventi e organizzatrice di WeFood. Ciao Alessandra, buongiorno. Ciao, buongiorno. Allora, raccontaci un po' intanto anche per i nuovi arrivati. Cos'è WeFood e perché coinvolge un'Italia intera a questo punto? Grazie, e intanto buongiorno a tutti, a chi ci ascolta. WeFood è un weekend che ci dà l'opportunità di immergerci nei sapori dei nostri territori, nei sapori, nelle tradizioni e non solo. Ovviamente dal nome ne parla, si parla di cibo, WeFood. Cibo ovviamente inteso come mondo del food, quindi food and wine, eccetera, eccetera. È una manifestazione che, come correttamente dicevi, facciamo il 2 e il 3 novembre, un sabato e una domenica, in cui andremo a scoprire molte aziende produttrici delle nostre aree. Ovviamente non tutte, ma diciamo delle chicche da non perdere. È un evento che cerca di aprire le porte dei produttori per andare a scoprire sempre più nel profondo quello che sta dietro ai cibi che mangiamo, ai vini che assaggiamo, ai prodotti che sono nelle nostre tavole o nelle tavole degli amici, perché sono sempre dei presenti fantastici, poi le bottiglie di grappa, la bottiglia di vino. Quindi noi cerchiamo di andare a scoprire queste storie, raccontarle a più persone interessate possibili, perché innovazione, tradizione e territorio emergono proprio dalle porte di queste produzioni. Come dicevamo all'inizio, entrare proprio nel dietro le quinte e conoscere quelle persone che stanno sempre un po' nascoste, ma che sono un po' l'anima della festa a questo punto, quelli che producono, che fanno e ci fanno arrivare tutte queste cose buone poi in tavola. E ti volevo chiedere, dato che ormai possiamo dirlo, siamo una regione veramente ricchissima qui in Friuli Venezia Giulia, cosa si potrà fare in questi giorni? Beh, in questi giorni ci sono una decina di aziende che si possono andare a visitare, si possono trovare nel sito wefoodfestival.it, si può anche cercare per regione, quindi poi uno è più comodo e va a scoprire tutti i dettagli. Possiamo andare ad assaggiare un'ottima grappa in distilleria Ceschia, possiamo andare a scoprire le tradizioni delle gubane, dalla gubana della nonna o da Dorbolo Gubane, un bicchiere di vino dalla Viarte di Giovanni Roncat o da Torre Rosazza, possiamo andare a assaggiare l'olio di Corte Tomasin, possiamo andare a assaggiare le produzioni di Casato Bertoia o il cioccolato di Cocambo. Ce n'è per tutti i gusti, andiamo dalla provincia di Udine, Pordenone, insomma ci spostiamo un po' nel territorio e cerchiamo di rappresentare anche più, diciamo, categorie di prodotti possibili, perché è proprio un'area davvero molto vasta, ricca e con i sapori più disparati che possono soddisfare tutti i palati. Dici benissimo, poi volevo fare un piccolo spoiler perché ci sono anche gli amici del vicino Veneto che sono compresi anche nella festa, quindi potete andare anche a trovare loro, così vi fate un viaggio veramente a 360 gradi. 2 giorni direi che sono perfetti anche per fare un po' di più in questa avventura, ma so che anche quest'anno avete voluto coinvolgere tantissimi giovani, in particolare gli studenti. Come saranno così compresi anche loro? Cosa faranno in questi giorni? Stiamo organizzando un tour per i partecipanti alla nostra Academy. Abbiamo organizzato un progetto dedicato a studenti universitari che arrivano da università di tutta Italia, ma non solo, perché abbiamo anche un itinerario internazionale, quindi di studenti che arrivano da università europee. E con loro andremo proprio a fare un tour, un itinerario alla scoperta di queste produzioni, di questi prodotti. Loro partiranno il venerdì, quindi hanno una mezza giornata di vantaggio rispetto a tutti gli altri, ma potranno insomma andare a conoscere, a
fare, come dire, dei mini workshop intensivi all'interno di queste aziende per poter non solo degustare i loro prodotti, ma proprio scoprirne i metodi di produzione, le lavorazioni, andare a indagare anche più dal punto di vista scientifico, insomma, di interesse anche di uno studente in questo campo, tutte le peculiarità che magari tante volte in una narrazione un po' più generica non si riescono ad approfondire. E quindi quest'anno sono oltre un centinaio i partecipanti, infatti gli itinerari sono più di uno. Uno di questi attraverserà anche diverse produzioni del Friuli Venezia Giulia, quindi siamo felicissimi di portarli anche qui. E noi siamo felici di avervi, anche perché, dicevamo, il viaggio nel gusto riesce a spiegare sempre un territorio veramente in modo perfetto. Infine ti chiedo una cosa che ci serve anche per vivere al meglio queste giornate: come possiamo partecipare, dato che la partecipazione, appunto, mi ripeto, ma è tanta, bisogna prenotare il proprio posto. Esattamente, e ci specifico anche che la partecipazione è gratuita per il pubblico, quindi vi aspettiamo numerosi e interessati. Il sito è wefood-festival.it, alla pagina Le Fabbriche del Gusto c'è l'elenco di tutte le aziende, si possono filtrare per regione, potete andare Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, insomma dove preferite. Ogni azienda ha un suo link e ogni azienda insomma ha dei turni con degli orari prestabiliti, quindi selezionate l'orario di vostro interesse, prenotate il vostro biglietto per voi, per la vostra famiglia, i vostri amici, chi avete piacere di coinvolgere, e poi vi presentate in azienda con la prenotazione. Sarà, speriamo, un'esperienza positiva per tutti. Una bellissima esperienza, non vediamo l'ora di viverla, anche perché, come dicevi, le cose buone si condividono con chi si ama, quindi più siamo, in questo caso meglio siamo, ma scegliete sempre le persone giuste con cui condividere le cose belle. Grazie Alessandra Pizzi, ci vediamo quindi a WeFood per iniziare novembre nel migliore dei modi. Grazie. Esattamente, grazie a voi, a presto. Benissimo, e allora è stato un viaggio molto interessante anche questo. Io vi veramente invito ad andarlo a fare, perché anche il gusto e il sapore che hanno le cose buone della nostra regione acquistano storia e consapevolezza se andiamo a scoprire come nascono. Però ottobre è il mese anche del radicchio, che io amo moltissimo, cioè la fine dell'estate ci porta davvero tanti prodotti gustosi in tavola e ci dà anche il tempo magari di assaporarli e di approfittare di una giornata d'autunno non di bel tempo per poter stare assieme in famiglia e godere della convivialità, una cosa che è sempre meno presente nelle giornate così frenetiche della vita quotidiana, magari durante la settimana. Visto che siamo giovedì e già un piccolo pensierino al weekend lo facciamo, magari perché non preparare questo piatto che ci ha proposto proprio Roberta da Mestre, e sono dei fusilloni proprio a radicchio. Vi serviranno 160 grammi di fusilloni, un cespo piccolo di radicchio tardivo di Treviso, 40 grammi di noci, 80 grammi di formaggio spalmabile tipo Philadelphia, latte quanto basta, olio extravergine d'oliva, sale quanto basta e parmigiano quanto basta. Andremo quindi a portare a bollore l'acqua per cuocere la pasta e nel frattempo puliremo il radicchio rosso e lo taglieremo a listarelle sottili. Riponiamo un filo d'olio in una padella capiente e uniamo il radicchio. Faremo cuocere a fuoco basso per circa 5-7 minuti. Quando sarà appassito andremo ad aggiustare di sale, aggiungeremo il formaggio spalmabile e al bisogno un goccio di latte per continuare insomma la cottura. A piacere è possibile prendere metà del condimento e frullarlo a parte per rendere il piatto più cremoso. Cuocete quindi la pasta al dente, continuate a cuocere il condimento a fuoco basso aggiungendo se occorre un po' di acqua di cottura della pasta. Scoliamo la pasta al dente, ripassiamola in padella per un paio di minuti aggiungendo il parmigiano grattugiato e infine le noci spezzettate grossolanamente. Andremo poi a servire caldo. Ti è piaciuta questa ricetta, Maria? Molto, veramente molto interessante, anche per gustare proprio gli ingredienti di stagione che a noi piacciono sempre tanto. E anche questo il bello di scoprire la nostra regione e il vicino Veneto, in questo caso in questo modo, attraverso i piatti. È vero, e poi anche il radicchio è buonissimo, io lo apprezzo in tutte le forme, anche semplicemente così un po' bollito, passato in padella,
oppure radicchio e salsiccia nel risotto. Sì, vero, ci piace. Sì. Io invece volevo portarti in viaggio perché, dato che abbiamo parlato di food, ora ci tuffiamo in una nuova avventura che è quella con Mein Sonntag, che è la rivista di viaggi ed enogastronomia della Carinzia, che è uscita proprio pochi giorni fa con il suo nuovo numero e c'è all'interno il settimanale Woche. Dentro ci sono molti consigli su piccole uscite autunnali, come ad esempio nella pittoresca città di Treviso, di cui abbiamo parlato del suo prodotto tipico, con i suoi canali, Piazza Duomo, dove si potrà degustare proprio il radicchio di Treviso Tardivo, oppure sulla Logarska dolina slovena, una valle incontaminata dove si può trovare una delle passeggiate panoramiche più belle della Slovenia, oppure si può approfittare anche delle offerte per passare giornate rilassanti in spa, che bello, sto già sognando questo momento, in hotel in mezzo alla natura. Un consiglio da non perdere però è sicuramente sono le ricette autunnali, e in questo caso Mein Sonntag ci propone la ricetta autunnale del brasato fatto con la punta di petto. In autunno infatti tendiamo a trascorrere un po' più di tempo a casa, come dicevi prima, e c'è un po' di voglia di cucinare, di fare delle ricette che magari non abbiamo spesso tempo di fare, e quindi piatti al forno come questo sono un vero comfort food per queste giornate. La ricetta ce la propone Lisa Wieland, la food blogger di Mein Sonntag. Per preparare questa ricetta per 4 persone vi lascio gli ingredienti. Vi serviranno 1 chilo di punta di petto, sale e pepe, 100 g di senape, 50 g di aglio, 50 ml di olio extravergine d'oliva, una cipolla, 250 ml di vino rosso, 500 ml di brodo di pollo, 500 ml di fondo bruno demi-glacé, un po' di burro, 200 g di sedano rapa e 2 carote. So che sembrano tanti ingredienti, ma vedrete poi preparando la ricetta che sarà veramente semplice, perché dovete condire la carne generosamente, aggiungere la senape e l'aglio grattugiato, marinare per 24 ore, questo è il passaggio un po' più complicato ma importante allo stesso tempo. Poi fate soffriggere la carne con l'osso in una casseruola ampia a fuoco vivace. Tagliate poi le verdure a cubetti di circa 1 centimetro, le fate appassire e quindi le sfumate con il vino rosso. Mettete nel tegame il vino, coprite il tutto con il brodo di pollo e il fondo bruno e fate brasare lentamente per qualche ora a fuoco basso. Appena la carne sarà bella morbida, la scolate, la mantecate con il liquido della brasatura a fuoco alto. Riducete la salsa, aggiungete il burro e servite con abbondante salsa e scaglie di patate. La demi-glacé è una salsa che è una delle 4 salse base della cucina francese, e la chef Lisa ha la ricetta per voi proprio sul sito di meinsontag.at, quindi non perdetela, andate a preparare questo piatto che è proprio un vero comfort food. Sì, davvero buono, veramente. Maria, che dire, io ti ho anche un piccolo suggerimento per te. Sai che noi poi nei nostri appuntamenti con Radio Chef ci occupiamo sempre anche di quelli che sono di quella che è la natura, perché cucina, ricette, tavola e natura vanno di pari passo. Vero. E allora approfitto anche per un piccolo passaggio così di attualità, e non so se oggi sei andato a cercare qualcosa su Google, ma c'è un doodle che sarebbe quell'icona che Google ogni giorno cambia dedicandola a qualche evento speciale molto particolare, dedicato proprio alla luna. Perché oggi appunto c'è l'ultima luna, mezzaluna, si dice così perché siamo in luna calante, quindi a metà della luna del mese di ottobre. E quindi Google che cosa ha fatto? Ha preparato questo giochino interattivo che vi invito a provare perché è molto divertente. Cioè a un certo punto voi vi trovate, c'è una bella musichetta, la spiegazione della mezzaluna, perché è importante, i cicli lunari, e potete sfidare la mezzaluna. Cioè in una specie di gioco di carte, diciamo così, potete divertirvi a sfidare la mezzaluna e avete diversi tipi di trofei. Innanzitutto potete così testare le vostre conoscenze sul ciclo lunare, perché ci sono domande sui diversi stadi della luna, e quindi educativo e divertente, ma anche ci aiuta a riflettere un po' su quella che è l'influenza delle fasi lunari sulla nostra quotidianità, e anche ad esempio sui piatti da mettere in tavola o le preparazioni. Pensiamo ad esempio ai lievitati, no? Ci sono momenti in cui vengono meglio a seconda della luna, momenti in cui vengono peggio, e varie fasi intermedie. Quindi un omaggio alla luna, alla scienza, alla natura, sulla vita quotidiana. E se non lo fate già, preparatevi e munitevi anche voi in cucina di un bel calendario lunare che vi serve non soltanto se avete orto e giardino, e questo già si sa, ma anche proprio per scegliere le preparazioni e i piatti che sono meglio fare, ad esempio la conserva o la marmellata, quando è meglio cominciare a prepararla e quando no.
Sì, è importante seguire anche queste fasi, perché veramente io l'ho provato con i lievitati e questo è un passaggio che molti di voi sicuramente avranno fatto. Il lievitato che si sgonfia è una cosa disastrosa, perché poi devi eliminarlo praticamente, Sì, quindi certo. magari il pranzo e poi la cena non ci sono più. Non è divertente. È vero, è vero. E allora chiudo in bellezza con un altro piccolo consiglio che riguarda la convivialità, visto che ne abbiamo parlato prima e abbiamo accennato. Recuperate oppure istituite, se non lo fate già, il momento del tè, ovvero quando siete tutti in famiglia preparate un buon tè o una buona tisana a seconda delle preferenze calda e approfittate per mettervi tutti intorno a una tavola con una bella tazza di tè e quindi chiacchierare o conversare di quelli che sono magari, non so, le situazioni da affrontare la settimana, l'organizzazione settimanale, come è andata la giornata. Qualche gossip. Esatto, potete ricostruire questi momenti. Beh, insomma, l'abbiamo detto in casa, però non è detto che anche in ufficio non possiate trovare qualche momento, ovviamente è limitato nel tempo della pausa, per un buon tè e approfittare per fare il punto anche con i propri colleghi, o anche perché no, può essere anche un momento costruttivo, una riunione da abbinare a un buon tè caldo che aiuta a rilassarci, soprattutto in queste giornate un po' più umide. E allora direi cin cin con la nostra tazza di tè, andiamo a chiudere la puntata, ma ci ritroviamo domani. Avremo argomenti molto terrificanti da trattare, Sì. si avvicina Halloween. Parleremo di Halloween, ma insomma è anche un momento dell'anno molto particolare. Io vi ricordo, per chi è scettico e dice ma Halloween è una festa d'oltreoceano, che in realtà No. queste tradizioni sono nate proprio in Europa, nell'ambito della tradizione celtica, e anche proprio qui in Friuli Venezia Giulia, in Friuli in particolare, sono molto sentite proprio per l'influenza che i Celti hanno avuto nei nostri territori, per cui si tratta in realtà di una tradizione che ci appartiene, poi declinata diversamente, ma noi possiamo anche decidere di accogliere soltanto quella che era la parte più vicina a noi. Non vediamo l'ora di scoprire i tuoi consigli, Barbara. A domani allora e buon pranzo a tutti. Ciao! Radio Chef, sfida all'ultima ricetta.